C'è un personaggio, l'hanno battezzato Fleximan, Certo, perché insomma tira giù col flessibile gli autovelox. Prima di Natale ha buttato giù 8 autovelox. Esatto. E noi abbiamo uno ce scoop. l'abbiamo? Ce l'abbiamo qui in diretta, Fleximan, eccolo qua. Ovviamente in incognito. Che becciama! Allora, non diremo naturalmente il suo nome, ma la chiameremo come mai è stato ribattezzato da tutti, Fleximan. Allora puoi usare anche un nome di fantasia se vuoi. Sì? Sì. Gian Armando. Sì. Ecco, ma ci può dire da dove viene, scusi? Non sarà mica Simo. Ti pare che vengo a dire da dove che arrivo? Ma Dai, tanto- e dopo mi catano, dai! Ma che domande sono? Ma ti hanno battezzato nella camera di Codeghini? Ho fatto anche la scuola di dizione proprio per depistare la mia intelligenza. Infatti non si sente, non si capisce Nessuna dove. inflessione, proprio. Anche se purtroppo non sono riuscito a ciappare il diploma. Credo, ma guardi. Uno perché c'avevo poco tempo per andarci, perché dovevo insommenare le brombe. Ah, ok. E due perché c'era scoppiato il Covid e facevano le lezioni in DAT. Ah, Sì. ok. Ma io c'avevo solo 3 giga di coso internet Ah, ho e capito, 1000 sms gratuiti. Ah, ok. Quindi E finiva dopo, subito. Sì. e dopo, ma cosa vuoi che me ne faccia io di 1000 sms gratis? sì, O no? Dai, vabbè. non di cosa più nessuno di sms. No, esatto, a me è vero. ti pia 6 giga e gli sms attaccati al cloud. Ah, ok, no, mamma mia, mi è un attimo. Comunque, diciamo che qualche lezione sono Sì. anche riuscito a farla. Sì, infatti ecco, è forse migliorato, c'era qualche certo. problema di buffering allora, perché infatti- mi sembra che sì. l'addizione No, comunque. ecco, non cominciamo a dire che ho i baffi perché No, parlavamo della velocità. Vabbè, lasciamo perdere. no. Sento poi, in effetti insomma, si fa fatica a capire da che zona viene. Ecco. Comunque, senta un po', caro Flexima, ecco, come nasce questa idea appunto di segare gli autovelox? Ma come posso spiegare come nasce? si è, una dica, pas- si è una dica. passione. Ah, è Ah, la una passione. come la passione. Sono robe queste qua che ce l'hai Rento da quando sei piccenino. Ma Hai come? capito? Che discorso si fa? Ce l'hai Rento nel DNA. Ma È tutto scrimacciato nei cromosomi. Sì, ma sì, scrimacciato. ha scrimacciato Cioè, qualcos'altro. non è che uno si sveglia alla mattina e dice, boh, sì. aspetta che vado in cantina se c'ho un seghetto che mi è venuto il morbino di andare a segare i pali degli autovelox. Non è così, caro il mio giornalista schiavo del sistema e del mainstream. Sì. Cioè, è come quando ti metti su la supposta di glicerina, ce l'hai Rento. Sì, no, vabbè, sì. No, noi pensavamo che lo facesse un po' per giustizialismo, visto che sono anche gli autovelox, quelle dove sono state comminate più multe, pensavamo quasi una sorta di controeroe, ecco, quello che... E lei lo fa per passione, invece. Certo, Ma come certo? la mia è proprio una passione. Allora, c'è chi ci piace cosare il calcetto, chi ha la passione del tennis, chi del ok. ping pong, chi ha la passione del curling, Ah, c'è chi ha la passione di maiarsi le pennesine delle vabbè. rose, Sì, ma proprio... c'è chi ha la passione di cosarsi le sopracciglia con la pinsetta Sì, e non sembrare ok. neanche furbi, c'è chi ha la passione di stare senza calzetti anche in inverno, c'è chi ha la vero, passione vero. di mettersi la mascherina da solo in macchina, Sì, ci sono c'è chi ha la ancora. passione di mettersi i diti nel naso quando c'è il semaforo rosso. Sì, ma non è Io proprio ho la uguale. passione di segare i cosi veloci. Sì, vabbè, ma non è proprio la stessa. Se in più, Sì. se in più questa mia passione, diciamo, rende Sì. giustizia ai cosi immobilisti che ciappano un carretto di multe e si devono impienire di ciodi per riuscire a pagarle, beh, Sì, allora devi. meglio ancora, vuol dire che a qualche d'uni ci ho fatto piacere. Sì, no, per carità. No, perché tra l'altro, insomma, a parte gli autovelox, insomma, che hanno una funzione anche di sicurezza sulla strada, lei commette un reato, non ha paura delle conseguenze, insomma. Un reato, insomma, vero? Beh, Vero, anche sì. alcuni autovelox servono Sì. per la sicurezza e io quelli li salto via. Ah, quelli li salta via. Ma ho quelli capito. che sono ogni pisata del cane. Sì, ho capito. Sconti come uno che si sconde quando gioca a ciupascondi. Ok, allora. Quelli che ti fanno fare i 40 in tena strada tutta dritta in discesa che ti tocca sconsumare tutte le pastiglie dei freni. Quelli che lo capisce anche un buttino che sono lì per ciavarti. Ecco, quelli lì io ci faccio come faceva Chiellini. E cosa faceva che lì? Li seguo. Ah, beh. Capito? Li seguo via. Vabbè. E in conclusione, ha un messaggio per i comuni che installeranno altri autovelox. Sì, volevo avvisarli che ho visto un seghetto in offerta dall'eroe Merlino e non vedo l'ora di provarlo.
Sì, ecco. Va bene. Guardi, è diventato già un eroe. Grazie Fleximan di Grazie questa... agli altri. Collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.